Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Cristian, per prima cosa benvenuto. Grazie mille, grazie mille. Allora, se i tuoi fan non lo sanno, come si pronuncia esattamente il tuo cognome? Dipende dove, ma in Danimarca si dice Gytkjær. Senti, che cosa... Provi. Dimmi. Provi? Gytkjær. Va bene. Promossa, perfetto. Allora, senti Cristian, che cosa ti ha convinto a venire qui a Venezia? No, una squadra forte, per primo, una città bellissima. Sì, ho visto l'anno scorso, c'è una mentalità qui da vincere, ho visto alle fine, quindi sì, sono molto contento da essere qui. Tu hai già esperienza nel calcio italiano perché sei stato parecchio tempo a Monza e hai fatto anche la storia un po', soprattutto della promozione di quella squadra. Che ricordi hai? No, mi ricordo molto bene, ovviamente era un sogno, no? Da arrivare in Serie A così, anche per me personalmente. Quindi sì, mi piace molto giocare qui in Italia e volevo continuare, quindi anche per quello sono qui. Come attaccante che caratteristiche hai? Come ti definiresti in buona sostanza? Mi piace fare gol per primo, questa è l'unica che è importante per me. Però no, adesso sono 33 anni, ho molta esperienza, mentalità forte e posso giocare anche, quindi sì, non è solo per me a dire, no? Devi anche chiedere a qualcun altro, però è difficile sempre a dire per me, però no, non lo so. E, le differenze principali del calcio che si gioca qui in Italia e quello che si gioca in Danimarca, che cosa hai potuto vedere? Allora, in Italia ovviamente è un po' più tattica, un po' più, sì, ti fa correre un po' di più qui. Devi capire queste cose e anche la mia prima anno a Monza era un po' difficile per abitare, sì, però adesso sono pronto e sì, sono contento. Senti, come stai fisicamente? Quando pensi potremo rivederti in campo? Lo deciderà il mister, d'accordo, ma tu pensi tra quante partite potrai sentirti di essere disponibile? È difficile, però sto arrivando, non ci preoccupare. Un messaggio che vuoi dare ai tifosi del Venezia Football Club? No, sono pronto, sono molto contento per essere qui e ci vediamo in campo.